punto centrale del progetto politico del Partito Democratico è la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Per questo abbiamo presentato questa proposta di legge statale che mi auguro venga approvata all'unanimità in sede del Consiglio regionale, proprio per modificare la Costituzione, il che significa creare un nuovo patto generazionale per dare futuro ai giovani, per consentire appunto di vivere su un pianeta che abbia le risorse per dare futuro ai giovani e anche per condizionare tutta la legislazione successiva. Se ci sono i principi nella Carta Costituzionale è chiaro che poi tutta la legislazione dello Stato, del governo, delle regioni dovrà agire di conseguenza. Quindi è un passaggio fondamentale, sostenuto anche a livello di iniziativa popolare, perché c'è anche una raccolta di firme che però vuole appunto passare i principi anche agli obiettivi concreti, e quindi anche su questo stiamo lavorando molto. C'è anche un importante convegno sabato mattina, sabato 5 ottobre al Crown Plaza, dove appunto assieme all'Università di Padova abbiamo costruito un percorso proprio per arrivare a emissioni zero entro il 2050, energie rinnovabili 100%, un Veneto all'altezza appunto delle sfide che sono presenti. Con questo progetto di legge statale vogliamo inserire la tutela dell'ambiente e la sostenibilità all'interno della Costituzione, perché i padri costituenti, quando fecero la Costituzione, vivevano in una situazione ben diversa. C'erano appena 2 miliardi e rotti di abitanti nel pianeta, ora siamo più di 7 miliardi, quasi 8, e quindi i problemi ambientali, lo vediamo tutti i giorni, sono di massima attenzione e vengono considerati anche con un certo allarme. Visto quello che sta accadendo in giro per il pianeta, mi riferisco ai cambiamenti climatici, allo scioglimento dei ghiacciai, all'innalzamento della temperatura e a tutti gli incendi che ci sono stati a livello globale. Proprio per questo noi vogliamo, come hanno già fatto alcune nazioni molto importanti, tra l'altro fondatrici dell'Unione Europea, come la Francia, la Spagna, la Germania, il Portogallo e poi successivamente la Polonia, hanno già fatto, inserire nella loro Costituzione quello che tra l'altro è già previsto nella Costituzione dell'Unione Europea, ovvero la Costituzione modificata dal abbastanza recente Trattato di Lisbona, che ha praticamente inserito la tutela dell'ambiente e la sostenibilità all'interno della Costituzione europea. E proprio per dare delle risposte concrete a questi fenomeni, al cambiamento climatico, vogliamo attuare delle buone politiche in Regione Veneto, e per capire come poter fare abbiamo chiesto, commissionato al gruppo di studio Levi Cases della Facoltà di Ingegneria di Padova uno studio per arrivare entro il 2050 a un Veneto 100% sostenibile, 100% a energie rinnovabili, e quindi vogliamo capire come poter arrivare a questi obiettivi, quali sono gli attori che devono intervenire, e mi riferisco appunto ai comuni, ma anche ai cittadini, alle province, alla regione in particolare, quali sono le tecnologie da utilizzare, dove poterle utilizzare, quanto costa arrivare a questa transizione energetica verso l'economia circolare, che è l'unica che ci può permettere di continuare a vivere in maniera sostenibile in questo pianeta. Proprio per questo abbiamo sabato questo importante appuntamento al Crown Plaza alle 9:45 con questi esperti dell'università, ma con altri attori del mondo politico, ma anche produttivo e tecnico della nostra regione, per trattare questa tematica importantissima. E con grossa soddisfazione dobbiamo dire che siamo i primi a livello nazionale ad essere arrivati ad avere un rapporto tecnico-scientifico così importante e utile anche per la nostra azione politica verso quelle che saranno le prossime anche politiche che dovremo illustrare e spiegare ai cittadini nel momento in cui arriveremo al prossimo confronto elettorale
della primavera del 2020. La Regione del Veneto dovrebbe essere la prima d'Italia a dichiarare l'emergenza climatica e adottare delle politiche utili alla transizione economica verso l'economia circolare, l'economia sostenibile, perché è quella che più ha subito gli effetti dei cambiamenti climatici. Ricordo nel luglio del 2015 abbiamo avuto il primo uragano in questa regione che nella riviera del Brenta ha addirittura raso al suolo una villa veneta, Villa Fini. Successivamente ricordo nel 2017 una siccità che ha causato danni per l'agricoltura di circa 1 miliardo di euro, per andare all'ottobre dello scorso anno, 2018, con l'uragano Vaia, che ha letteralmente raso al suolo 28.000 ettari di foreste, di boschi della nostra regione, causando 1 miliardo e 850 milioni di euro di danni, per poi arrivare al periodo della siccità di inizio primavera di quest'anno, che ha causato grossi danni all'agricoltura, seguito subito dopo, a partire da aprile, a un periodo di piovosità, anch'esso causa di danni all'agricoltura. Quindi eventi meteo estremi causati dall'innalzamento della temperatura del pianeta che causano danni ingenti, ed ecco perché è giusto investire, perché investire in questo settore vuol dire poi risparmiare anche ingenti fondi che devono essere stanziati per riparare a questi fenomeni estremi dovuti appunto ai cambiamenti climatici.